Allora, siamo qua a parlare di cosa? A parlare di responsabilità tra emozione e ragione. Presentati però, chi sei? Sì, adesso arriviamo. Siamo qua in due a parlarne. C'è Nicoletta che rappresenta le neuroscienze e Nicoletta ti presenta. Sei cavaliere. Beh, ciao, qualcuno mi conosce già perché vent'anni poi ho fatto il corso con me, sono Nicoletta, mi occupo di comunicazione, di memoria, di, come dicevo, di neuroscienze, di come funziona il cervello e come riusciamo a poter farlo funzionare meglio, perché quante volte mi succede di non riuscire a controllare il meglio? Vi è mai successo? Di non riuscire a controllare le emozioni? Quel signore lì lo conoscete tutti, è Cartesio, quello che esiste Cogito ergo sum. Io penso dunque sono. E ci interessa perché noi siamo qua a parlare anche di responsabilità, no? Lui ha fatto i famosi atti cartesiani, le ascisse e le ordinate, ci interessa quindi il quadratino del responsabile, quello in alto a destra. E in questo quadratino lui dice: per essere responsabile bisogna avere l'asse dell'intendere e l'asse del volere. No? Vedete? Le due ascisse. Quindi, come si dice oggi anche in diritto, io vengo dal diritto, la capacità di intendere e di volere. Tu sei responsabile soltanto se puoi intendere e volere. Io ho notato che quando decidete di fare qualcosa, quella cosa la vedete ovunque. Magari parlo a chi è un po' più grande, quando decidete di comprare un'auto, quell'auto la vedete ovunque. Non è successo? Non è che lo stesso giorno metà paese ha comprato la stessa auto, è che la vostra attenzione cosa fa? Va là dove c'è la nostra attenzione. Cos'è più forte, la realtà o la mia percezione della realtà, secondo voi? Nella vita è più forte quello che è nella realtà o quello che voi credete nella realtà? Voi che giocate, voi che nuotate, parlo ai ragazzi qua davanti che so che fanno nuoto. Cioè se io credo che il mio avversario sia più forte di me, anche se nella realtà è meno forte, cos'è che vale? Quello che è in testa o la realtà? Perché se io credo in una cosa, quello che è in testa ha un impatto molto più forte. E spesso purtroppo quello che io credo è quello che forma la mia realtà. E la realtà non è tanto vera quanto quella reale, ma quella che ho nella testa. Vi faccio vedere questo video che è carissimo. Osservate. Vai. Innanzitutto un po' di riscaldamento visivo. Io ti mostro una carta, tu mi dici il seme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Picche. Quadri. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Fiori. Cuori. Picche. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Promosso? No? Ma in pochi ci riescono. Cuori neri, picche rosse. Andiamo, mi ha imbrogliato. Ah, l'esperienza ti ha condizionato a pensare che tutti i cuori siano rossi e tutte le picche debbano essere nere. Le forme sono simili, quindi per la tua mente è facile recepirli sulla base delle esperienze passate, piuttosto che aprirti all'idea che potrebbero essere diversi. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci siamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le supera sfrecciando. Sì, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con picche rosse e cuori neri. E chi può dirlo? Purtroppo quello che noi conosciamo va sempre a influenzare che cosa? Le scelte che facciamo. E se facciamo sempre le stesse scelte, seguendo sempre le stesse vie, cosa succede? Che i cuori li vediamo sempre solo rossi e le picche le vediamo sempre solo nere. A te Bruno. Grazie Nico. Io vengo dal diritto, quindi quello dei cuori che sono rossi e delle picche che sono nere potremmo chiamarlo un pregiudizio. Quando noi abbiamo dei pregiudizi.
che sono delle abitudini, che sono degli schemi. Nicoletta vi ha fatto lavorare molti di voi sulla memoria, sulla lettura veloce, sfruttando le nuove scoperte che si stanno facendo sul cervello. Ci sono tante cose che si possono fare, però forse capire, perché stiamo parlando di responsabilità, stiamo parlando di pregiudizi, capire come funzioniamo un pelino come aperitivo può essere importante.